Mercator opera nel settore del commercio nazionale ed internazionale di macchine, impianti e attrezzature usate, prevalentemente per la lavorazione del legno, vantando un'esperienza ultradecennale in questo campo, diversificando ed ampliando gli ambiti delle sue competenze, in modo da offrire le soluzioni sia per l'industria che per l'artigianato. All'interno dei propri depositi dispone di una vasta gamma di macchinari ed impianti usati delle migliori marche nazionali ed estere. Grazie alla professionalità e alle competenze raggiunte, propone ai clienti le giuste soluzioni alle proprie necessità, con consulenze ed assistenze tecniche adeguate. È specializzata inoltre anche nella valutazione e nell'acquisto di macchine ed impianti usati di altre categorie merceologiche. Mercator si trova a Cormons in via Alessandro Volta e a Mariano del Friuli in via Guglielmo Marconi. Mercator, professionalità, garanzia e serietà a portata di mano. Un uomo di 63 anni di San Vito al Tagliamento è morto per le gravissime ferite riportate in una caduta avvenuta mentre si trova in sella al proprio scooter. Il fatto è accaduto ieri sera, esattamente all'altezza del pronto soccorso della cittadina dove risiedeva. Immediato l'arrivo dei sanitari, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I carabinieri della locale stazione hanno svolto i rilievi del caso, evidenziando che tra le ipotesi sulle cause dell'incidente c'è un possibile impatto dello scooter contro lo spartitraffico all'altezza dell'attraversamento pedonale dell'ospedale. Sul posto anche i vigili del fuoco del locale distaccamento. È stato spento nella tarda serata di ieri, grazie soprattutto al decisivo intervento dell'elicottero della Protezione Civile regionale, un nuovo incendio divampato nel tardo pomeriggio a Polcenigo. I soccorritori sono entrati immediatamente in azione per spegnere il rogo nel bosco. Secondo i primi accertamenti, l'incendio avrebbe avuto 2 inneschi, un elemento che non fa escludere una causa dolosa. Intanto riapre questa mattina la strada del Vallone, chiusa di fatto da oltre 2 settimane dopo gli incendi divampati sul Carso Goriziano. È stata la prima cooperativa sociale nata in provincia di Udine nell'ambito della riabilitazione e del reinserimento sociale ed ora si appresta ad essere la prima coop sociale friulana a mettere un piede nel mondo dell'industria. Coop Partecipazione, realtà associata a Lega Coop Friuli Venezia Giulia e a Conf Cooperative Alpe Adria, è attiva a Udine da lontano 1979. Lo stabilimento produttivo, che ospiterà la ISC, marchio storico conosciuto a livello internazionale per la produzione di apparecchiature utilizzate per la manutenzione degli impianti di condizionamento delle auto e delle motrici, si trova a Villa Santina. Fino ad oggi la cooperativa era una terzista della Mondin, multinazionale fondata nel 1916 negli Stati Uniti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.